È successo che quando ti alleni per 3 settimane così male, poi ne paghi le conseguenze. Chiaro che ho pure qualche difficoltà a prendermela con i ragazzi perché mentalmente qualcosa si è staccato, questo è chiaro, e la colpa non è solo nostra, non è solo dei miei ragazzi, ma è anche del Favale, della Nissa, che hanno fatto un campionato a parte e che hanno reso impossibile, grazie al regolamento folle, perché quello è il regolamento folle, hanno reso impossibile allenarsi bene, giocare bene è difficile. È chiaro che ci ho messo pure lo zampino anche io, facendo qualche cambio forse di troppo, però io ho anche l'esigenza di provare questi ragazzi che ho e che da tutto l'anno che fanno sacrifici con me, e quindi li ho fatti giocare. Devo dire che il portiere è andato molto bene, qualcuno un po' meno, però credo che sia giusto, perché con la politica che abbiamo noi, dopo che fai un anno di sacrificio è giusto dargli anche un po' di spazio a questi ragazzi. Nel calcio si usa fare queste cose all'ultima giornata, ma all'ultima giornata, quando le squadre non giocano completamente, tu in realtà non hai la possibilità di vedere il valore di un giocatore. Io l'ho messo in una partita vera che ha ancora un senso, soprattutto perché l'avversario aveva grandi motivazioni e perché abbiamo grande fiducia su Manna, e devo dire che non è andato male. Manna è un 2006, che secondo me ha un futuro davanti, e quindi io avevo proprio la voglia di vederlo. È chiaro che stare dietro a uno come Di Paola, che è un fenomeno nel suo ruolo, non è facile. Il ragazzo rischia di non fare mai una partita, e quindi ho voluto, ripeto, non ho voluto metterlo all'ultima giornata, ma metterlo adesso perché lo voglio mettere alla prova, così come Kiefer. Galofaro è stato un premio negli ultimi 5 minuti, è un ragazzo di Castellammare, uno dei pochissimi ragazzi di Castellammare che giocano nella mia squadra, e mi sembra giusto, dopo un anno di lavoro, dare anche a lui questa soddisfazione. Taib è un ragazzo che, abbiamo parlato al primo tempo, era un po' giù, non deve essere giù. Taib è un ragazzo giovane, bravo, che gioca in un ruolo molto molto difficile. Fare la prima punta non è come fare il terzino, come fare l'esterno. Fare la prima punta è un ruolo difficile dove gioca la gente brava, quindi lui deve stare tranquillo. Spesso non ti arriva la palla, spesso ti arriva la palla in mezzo a due avversari che fra l'altro sono i più bravi difensori dell'altra squadra, e quindi sta migliorando. Il gol lo fa, lui è un ragazzo che il gol lo sente, e deve migliorare negli altri aspetti che non sono la conclusione. Bisogna intanto martedì riattaccare la spina, allenarsi bene tutti, perché la prestazione del fine settimana rispecchia la qualità degli allenamenti. Noi dobbiamo stare tranquilli perché oggi la palla non ha girato veloce come volevo io, e allenarci forte, e ora le temperature sono un po' più alte, e arrivare bene alle ultime 3 partite, fare bene, perché abbiamo da fare i record di punti, la posizione. Per noi è importante, dobbiamo coronare il campionato che abbiamo fatto, onorandolo e con grande determinazione. Oggi era a disposizione, però nelle scelte Gianluca ha fatto pochissimi allenamenti e non era giusto, e rischia di farsi male, anche perché è un ragazzo che ha 42 anni. Sì, spero che se la settimana riesce a allenarsi bene, spero di dargli sicuramente minutaggio alla prossima partita. Ho avuto tanta ansia, tantissime emozioni mi giravano nella testa, però comunque appena sono entrato in campo ho fatto 2 o 3 uscite, mi sono iniziato a tranquillizzare, e poi peccato per il risultato, per i 3 gol presi, soprattutto per il rigore che l'ho toccato, però comunque sono, diciamo, soddisfatto, non solo nel riscaldamento ma anche durante la sera, ieri sera, perché già lo sapevo e l'ansia si è sentita, però comunque grazie anche al mister Ciaravitato che tutto l'anno mi ha preparato per questa partita, e è andato tutto bene.